Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie dal nostro team. Andiamo al video. Napoli-Inter? Sarà un grande duello e una grande sfida che potrà dire molto sulla classifica, proprio in base alle tensioni che le squadre alimentano a causa della sfida. Da qualche partita non vedo l'Inter al top della forma, perché hanno un potenziale altissimo che penso possano esprimere in qualsiasi momento. Il Napoli, da parte sua, ha giocato partite straordinarie. Il Napoli è molto riconoscibile per il modo in cui si presenta in campo. Ed è stato Conte a riuscire a trasferire tutto questo alla squadra. E potrai vedere il tuo lavoro sul campo. Questa partita sarà godibile nella sua interezza, ha aggiunto il tecnico. Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale. Faccio i complimenti a Conte non solo per i punti e le vittorie, ma perché quello che fa vedere è molto riconoscibile, sa cosa vuole. La squadra sa stare in campo e mette in atto un piano che i giocatori possono riconoscere in allenamento. Sono convinto che, oltre ad Atalanta e Inter, il Napoli lotterà fino alla fine per il titolo e magari qualcun altro potrà unirsi a noi, perché ho visto tutto. Gianluigi Buffon, direttore sportivo del Club Italia, parla della prossima sfida di Nations League contro la Germania e lo fa insieme al Citi Spalletti in una conferenza stampa nella tenuta di famiglia del tecnico a Montaione, sulle colline fiorentine. L'ex portiere della nazionale ha voluto dire la sua anche sulla lotta per lo scudetto. Se vincesse l'Atalanta sarebbe una storia sportiva incredibile e bellissima, ha aggiunto, ma non sarebbe una grande sorpresa, bensì il frutto di un lavoro e di una programmazione. Credo che possano assolutamente ambire allo scudetto e dovranno crederci fino in fondo. Infine, una riflessione sulla partita di sabato prossimo tra Napoli e Inter, penso che potrebbe finire in parità, ha concluso. Vedo una partita in cui entrambe le squadre cercheranno di annullarsi a vicenda. Qual è la tua opinione Napoli fan? Sei d'accordo con loro? O no? Lascia un tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!